Ormai siamo abituati ai cambiamenti climatici, non sono più una novità e soprattutto noi osserviamo quelle che sono le conseguenze anche in campagna. Bene, oggi parleremo di questo, fioriture anticipate, cose che insomma mettono in allarme gli agricoltori perché quando fioriscono le piante in modo molto anticipato succede che può accadere una gelata tardiva e compromette il prodotto. Bene, noi abbiamo scelto di partire da questa azienda. Mi trovo a Riolo Terme, sono quindi nel Ravennate. Questa è l'azienda di Glenda Vignoli che è qua con me. Buongiorno Glenda. Buongiorno. Questo è un frutteto, sono albicocche. Le albicocche che normalmente insomma sono le prime piante che fioriscono, ma quest'anno siamo veramente molto avanti, no? E quindi vediamo che queste gemme sono già molto rigonfie, anche perché la particolare condizione, anche l'esposizione del terreno e soprattutto il caldo che c'è stato in questi giorni, nel mese di gennaio, ha portato molto avanti la vegetazione, soprattutto la pianta si è cominciata a mettere in moto, dico io. Allora, Glenda, la vostra è un'azienda frutticola, siete anche agriturismo, non è la prima volta che succede, non è? Quindi ormai siete ahimè abituati, quindi avete anche adottato qualche accorgimento, no? Per la potatura, per esempio. Ma parliamo di questa situazione. Diciamo che queste gemme che vediamo fra qualche giorno potrebbero andare in fiore, quindi questo significa esporre la pianta ad un gelo improvviso e quindi compromettere il prodotto. Non sono le gelate tardive, il problema è il risveglio anticipato della pianta, perché la gelata tardiva è qualcosa che è sempre accaduta, ma il risveglio così anticipato è un fenomeno singolare degli ultimi anni. Cos'è successo nell'ultimo mese, diciamo gennaio e i primi di febbraio? Ma qui non abbiamo avuto praticamente nebbie, quindi sempre sole e temperature gradevoli, quasi primaverili. Quindi mentre giù in pianura la nebbia teneva a bada, diciamo io, in modo no, così molto dialettale. Teneva temperature no? più basse, da sotto zero a 3-4 gradi sopra lo zero, noi anche negli ultimi giorni abbiamo di notte 7-8 gradi, di giorno anche 20. Quindi una cosa insomma assolutamente... Temperature di fine febbraio, inizio marzo. Ecco, diciamo che le piante sentono molto l'influsso intanto della luce, oltre che del calore, e anche della luna, quindi quando c'è le cambiano le fasi lunari... Sì, siamo in luna crescente e quindi anche questo porta la pianta a svegliarsi prima. Quanti ettari di frutteto avete che sono diciamo più esposti a questo tipo di problema? Noi abbiamo 3 ettari di albicocchi perché gli altri ormai li stiamo trasformando in altre colture. Ma questo, il fatto che ci sia anche un anticipo di vegetazione della pianta è dovuto anche alle varietà che magari sono state selezionate per essere un po' più precoci, per cui un po' il fiore parte prima. Perché le piante, diciamo, di varietà più storiche, anche territoriali, sono più indietro, non sono così anticipate nella fioritura. E in genere in questi anni che abbiamo avuto le gelate, lì qualcosa abbiamo sempre raccolto. Quindi questo cosa fa pensare? Fa pensare che bisogna un attimino prenderci le misure, quindi ritornare un po' indietro. Siccome le varietà non vengono fatte nel nostro territorio più come una volta, ma vengono dalla Francia, vengono dalla Spagna, quindi da altri territori, forse bisognerebbe ricominciare a selezionare qui le varietà di qualsiasi frutto, poi sia di pesche che di albicocche. Senti, allora, quali sono diciamo, gli accorgimenti che un agricoltore può adottare per cercare di contenere questi fenomeni che possono appunto essere queste gelate un po' tardive quando la pianta è in piena Da antesi, noi in collina non abbiamo la possibilità di fare irrigazione antibrina o mettere ventoloni perché comunque la disposizione dei nostri terreni non lo permette. Però possiamo ritardare la potatura perché tanto si può potare anche quando sono fioriti, in maniera da vedere bene che cosa sia rimasto. Quindi ritardi la potatura perché se dovessi perdere un po' di fiori, tu dici almeno compenso con una potatura più leggera, poi magari durante l'estate faccio potatura verde per sistemare la pianta.
Ecco, questa è una situazione che si presenta sugli albicocchi, anche le pesche hanno questo tipo di problema in quest'area? Sì, anche le pesche, nonostante il pesco sia una pianta che si sveglia un po' più tardi dell'albicocco, ma poi finisce anche lui per svegliarsi prima, come l'anno scorso da noi si sono svegliati presto anche i vigneti, e infatti la gelata ha colpito anche i vigneti. L'anno scorso la situazione era identica oppure ci sono state, diciamo, avete raccolto oppure qualche danno c'è stato? Raccolto di frutta, di albicocche un po' di più rispetto al 2020. È stato un anno È tragico? stato un anno tragico come il 2018 quando abbiamo avuto il Burian, che quando è arrivato il Burian a fine febbraio noi avevamo già l'albicocca scamiciata, quindi nel 2020 è arrivato il freddo sempre i primi di marzo e noi avevamo già i peschi fioriti e gli albicocchi sfioriti. Nel 2021 ci ha salvato un po' di albicocche, ma in compenso ho preso anche le viti. Quindi. Insomma c'è stato... Senti, queste albicocche, se va tutto bene e noi ce lo auguriamo, quando verranno raccolte? Queste verso il 10-15 di maggio. A seconda poi di come sarà il mese di aprile, se è caldo o freddo o piovoso. E sono queste varietà più precoci. Massimo, l'anno scorso, alla fine, dopo le gelate che sono state in aprile, si è protratto un po' la brutta stagione, quindi siamo andati intorno al 20 maggio. Ho capito. Io vedo che tra le piante c'è un'essenza, sono fave, credo di capire. Sì, è favino. Favino. Quindi questo è un accorgimento che avevo dettato, una pratica agronomica che rispetta un po' quelli che saranno un po' i dettami della nuova politica agricola comunitaria. Il favino è una pianta che nelle sue radici assorbirà azoto e che verrà trinciato e lavorato il terreno per interrarlo, così avremo una concimazione azotata naturale. Quindi insomma fanno questa funzione. Sì, bisogna trinciarlo prima che faccia il fiore, perché l'azoto dalle radici poi lui lo porta nel fiore e quindi nel frutto. Prima che dalle radici si sposti va trinciato e lavorato. Bene, grazie Glenda, andiamo verso la pianura, vediamo cosa succede lì. Qua abbiamo visto che insomma la situazione è abbastanza critica, speriamo che a questo punto regga il tempo e che non vengano venti freddi tali da compromettere le piante. Anche se è difficile pensarlo fino a inizio febbraio. Siamo ancora lì, è bene. Siamo di nuovo sul Po, questo è l'impianto Palantone, quello che porta acqua a tutta la Romagna. Romagna ha visto, Presidente, insomma, che situazione c'è, quindi con albicocche che ormai non dico in piena fioritura, ma insomma prossime alla fioritura, con questa grande preoccupazione di una gelata tardiva, situazione che insomma tutti gli anni, ahimè, si ripropone. Dicevamo, Presidente, questo è un impianto che solleva acqua e porta al canale Emiliano-Romagnolo, quindi arriviamo fino a Rimini con quest'acqua di Po, Sì. E serve tutta la Romagna sostanzialmente. Serve tutta la Romagna, ma ancora prima serve il territorio ferrarese, modenese e bolognese. Quello che oggi ci troviamo di fronte a una sfida importante, che è quella di accompagnare l'agricoltura ai cambiamenti climatici, che non sono solo carenza e mancanza di acqua, ma ahimè sono anche temperature più elevate, quindi anticipazione della ripartenza vegetativa. Infatti da qualche anno come consorzi di bonifica stiamo cercando di anticipare quello che è il riempimento del nostro reticolo per andare anche a permettere ai nostri agricoltori che sono strutturati di andare a fare quelle irrigazioni antibrina che gli permettono, in caso di forte calo termico repentino, di salvare quelle che sono le nostre produzioni agricole. È chiaro che anche questo è un lavoro importante che fa parte di della sfida che i consorzi di bonifica oggi si trovano davanti. Quindi efficientare l'uso della risorsa, dare la risorsa in momenti diversi da quelli che erano nel passato, sia per essere competitivi sul mercato in anticipo, ma anche di fronte ai cambiamenti climatici che sempre di più causano danni irreversibili e irreparabili al reddito del nostro agricoltore a causa appunto delle gelate oppure anche di forti grandinate. Ecco, Presidente, il sistema delle bonifiche negli ultimi anni insomma, ha efficientato e sta mettendo a valore un po' anche la propria esperienza, soprattutto anche in vista di quello che sta avvenendo, quindi questi cambiamenti climatici. Nei prossimi anni, anche con il PNRR, ci sono degli
investimenti che vengono fatti anche su bacini che servono a trattenere l'acqua. Cosa sta facendo in sintesi non solo nel territorio emiliano-romagnolo, ma questo un po' in tutta Italia? Noi di fronte ai prossimi anni ci troviamo davanti a una sfida che molto probabilmente la definisco più grande di noi. È una sfida però che con l'intelligenza e la capacità dobbiamo saperla affrontare. Dobbiamo saperla affrontare perché i cambiamenti climatici avranno non solo delle ripercussioni negative sul mondo economico, ma anche dal punto di vista sociale e dal punto di vista ambientale. Per questo che stiamo cercando di infrastrutturare i consorzi di bonifica con infrastrutture che vadano incontro a quelle che potrebbe essere lo scenario dei prossimi anni dei cambiamenti climatici. Da un lato efficientiamo l'utilizzo dell'acqua migliorando quelli che sono tutti i sistemi di irrigazione che abbiamo sparsi sul nostro territorio, diminuendo quello che è l'utilizzo della risorsa, ma anche nello stesso tempo efficientandone l'uso, permettendo di utilizzare quell'acqua che risparmiamo in territori dove oggi non ce l'abbiamo. E dall'altra parte c'è il grande tema di trattenere quest'acqua. Nel nostro paese piove ancora abbastanza, perché comunque al netto di alcuni anni che abbiamo visto che non arriviamo a 1000 mm di pioggia all'anno, ma ci stiamo intorno ai 700-750, solo il 10% della risorsa viene trattenuta. Allora noi diciamo che a fronte a questo scenario dobbiamo impegnarci, e lo stiamo facendo con un importante piano invasi che parte non obbligatoriamente con grandi invasi come eravamo abituati a fare, come è successo nel Mezzogiorno grazie appunto alla Cassa del Mezzogiorno, ma dobbiamo fare dei piccoli e medi invasi partendo dalla condivisione dei territori, quindi dal basso, che diano soddisfazione, che diano ristoro innanzitutto all'uso antropico umano, perché anche il tema dell'acqua potabile è un tema che dobbiamo metterci nelle condizioni di affrontarlo con lungimiranza. Dobbiamo guardare alla distribuzione, appunto alla disponibilità dell'acqua per l'agricoltura, ma anche per l'ambiente, perché crediamo che dove nascono questi invasi riusciamo ad avere un ambiente che sia naturalmente più fruibile, ma soprattutto abbiamo un ambiente che mantiene questa straordinaria biodiversità agricola ed ambientale che in Europa e nel mondo ci è riconosciuta sia in termini di quantità che di qualità, e solo questo lo possiamo fare avendo la giusta disponibilità di acqua. Insomma, una sfida molto importante per i prossimi anni. Presidente, siamo a conclusione di questa puntata. Grazie per questa visione che è un punto di osservazione completamente diverso rispetto a chi osserva il Po dall'argine. Noi siamo andati a vedere effettivamente che cosa sta avvenendo e abbiamo visto cosa succede quando manca l'acqua. Bene, siamo giunti appunto al termine di questa puntata. Vi ringrazio per averci seguito. In sovraimpressione vedete i nostri riferimenti e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. In collaborazione con